Rotonda di San Lazzaro ai piedi della rampa della tangenziale in direzione paese. All'altezza dell'attraversamento pedonale è collocato un cestino, intorno una piccola discarica, diverse borse e sacchetti contenenti ogni tipo di rifiuto che attraggono molti insetti. Forte l'odore che si percepisce nonostante le temperature oramai non più calde. Stando a quanto ci racconta chi passa qui abitualmente, si tratta di una situazione non isolata. Non c'è niente da fare, sì, anche poco adesso, signora. Se no c'è peggio, è peggio. In mezzo a strada. Non brutto vedere. Brutto vedere, senz'altro, succede molto spesso anche da queste parti. Mi è capitato qui anche dove c'è il piccolo sottopasso pedonale lì. Lì proprio perché è molto nascosto, quindi scaricano di tutto e di più. Siamo quelli che butta per strada, mai pescai, paghiamo noi. Invece di fare i contenitori, mette qua che porta via. Basta spostarsi poi di pochi metri e raggiungere il sottopasso pedonale per trovare un altro sacco nero dell'immondizia abbandonato e a poco serve il cartello appeso tra la vegetazione che invita le persone civili a gettare i rifiuti negli appositi contenitori. Ci sono sempre immondizie, qua e anche lungo di qua. Servirebbero maggiori controlli, telecamere. Sì, servirebbe una telecamera sia all'entrata che all'uscita di là. Maggiori controlli e multe salate per i trasgressori è quello che i cittadini chiedono. Bene, dicono, anche l'installazione di fototrappole per beccare in flagrante gli ecovandali, soluzione però non semplice da attuare. Alla fine le telecamere dovrebbero essere dappertutto perché qua ormai non se ne viene più fuori.